Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuta a Melania Mazzucco che ormai è un habitué di Venezia, ma in particolare devo dire dell'Ateneo Veneto. Siamo sempre contenti di averla perché Melania Mazzucco, soprattutto nelle ultime opere, parla di donne. Parla di donne studiando le donne, non solo parlandone, ma studiando molto. Poi ci dirai quanto hai impiegato quanto hai studiato per scrivere Silenzio. Storie di donne molto spesso dimenticate. Lo scorso anno con Self Portrait abbiamo parlato di artiste che dipingevano donne, di donne che dipingevano donne. Anche queste dimenticate, in cui si diceva, cito sempre la frase che dice Mazzucco, che Vasari diceva: chissà cosa avrebbero fatto queste donne se avessero potuto studiare. E lei inverte il se con nonostante e dice: nonostante non avessero potuto studiare, nonostante non avessero potuto ritrarre dal vivo, nonostante, sono state delle grandi artiste. E quindi si parla sempre di grandi donne, dicevo, dimenticate, ed è il caso della nostra storia, di Hannah Arendt, che ha non una ma 7 vite, forse anche di più, perché è una donna che di volta in volta nel corso del tempo ha cambiato nome, identità, paese, lingua, religione, in una sorta di trasformismo alla Fregoli che l'ha vista assumere tante diverse fattezze, diverse vesti, diversi ruoli. Quello più importante, e anche qui dimenticato, è il ruolo che ha assunto nel periodo della guerra e fino al dopoguerra nell'ambito del cinema muto. Lei è stata una protagonista, cioè nel senso è stata un'attrice, ma poi ha fatto il salto. Ed è questa la cosa diversa, è diventata regista ed è diventata produttrice. E poi questa storia è stata dimenticata, un po' come è stato dimenticato il cinema muto, un po' volontariamente, tant'è che le donne registe, Melania, quando è che hanno cominciato a fare le registe? Molto tardi, come se non ci fossero state delle antesignane, come questa donna di cui parleremo oggi, che avevano già cominciato a fare le registe. Ma dicevo storia dimenticata perché è lei poi che vuole farsi dimenticare, e non dirò per quale ragione, perché lo diranno poi Melania e Ilaria. E quindi diciamo che Melania Mazzucco è andata alla ricerca di questa donna che, dopo aver attraversato tante vite e tanti ruoli, anche importanti, ha voluto nascondersi. E allora cito una cosa che ho letto in una tua intervista, e tu hai detto: raccontare di questa donna è stato come inseguire una ninfa fuggitiva, non per catturarla, perché sei molto rispettosa con le donne, ma per capirla, e per capire perché a un certo punto questa donna, che è stata così protagonista, così forte, così determinata, facendo ruoli che erano destinati all'epoca agli uomini, il regista, il produttore, guidava la macchina, gestiva insomma la sua vita in maniera indipendente e libera, a un certo punto ha deciso altro. E forse una donna giovane non lo capisce, forse una donna più matura riesce a capirlo. E quindi io sono qui ad ascoltare ancora una volta Melania, e ancora una volta la ringrazio per l'attenzione, il rispetto che ha nei confronti delle donne e delle loro storie. Grazie. Ecco, allora Melania Mazzucco è una autrice dell'Ateneo Veneto, è stata presentata varie volte, la consideriamo una nostra scrittrice, siamo molto orgogliosi tutti noi di averla tra le nostre fila. Io volevo dire solo 2 parole per inquadrare, se possibile, questo libro e per capire come si colloca all'interno della produzione di Mazzucco.
Infatti esiste una linea nella scrittura di Mazzucco di narrativa che si muove tra la saggistica, l'inchiesta, l'archivistica, cioè una linea che in particolare va alla ricerca di figure di donne artiste, attrici, saggiste, fotografe, viaggiatrici, che hanno subito il destino di venire sommerse, per citare un termine molto noto, dalla storia, ma anche da se stesse. Cioè che hanno voluto diventare persone talmente multiple, talmente appunto diverse altre da sé, da inabissarsi e anche da perdersi. E io elenco alcuni esempi di questa linea che mi pare di ravvisare nella tua produzione, non è la sola, però esiste questa linea così saggistico-narrativa che inizia con La lunga attesa dell'angelo, 2008, dedicato alla Marietta Tintoretto, la Tintoretta, che prosegue con Giacomo Tintoretto e i suoi figli, storia di una famiglia veneziana, quindi vedete siamo proprio qua, insomma, proprio qua, qua, siamo qua sotto il nostro Tintoretto, ecco. Per non citare Lei così amata, la prima edizione Rizzoli 2000 dedicata a Marie Schwarzenbach, un'altra diciamo, donna sommersa e riscoperta nella lettura di Mazzucco, e infine il più recente è L'architettrice in Audi 19, dedicata a questa figura di architettrice romana, Plautilla Briccia, che lei ha scoperto e ha rivisitato, riletto in modo straordinario. Perché? Perché Mazzucco, mentre va in traccia di queste figure femminili, dà anche un affresco, una storia, una narrazione straordinaria degli spazi non solo intellettuali ma anche urbani in cui queste figure si collocano. E infatti per andare in cerca delle vite, di elenco i nomi di questa figura femminile, sono molte. Dina Rabinovich, ucraina ebrea, che fugge da Kiev probabilmente dopo il primo pogrom del 1906, Dina Feiguine, Dina Karen, Diana Belokorska, Diana Karen, qui abbiamo il nostro nome, Nadia Nadezhda Belokorska, Candida Maria Belokorska e Nadia Otsope. Bene. Ecco, insomma, vedete sei identità, sei figure che sono anche molto diverse tra di loro e che diciamo incrociano la storia europea negli anni. Lei nasce nel 1889, muore nel 68, incrocia la storia europea, la prima fase, la rivoluzione bolscevica, prima lo zarismo, la rivoluzione bolscevica, la prima guerra mondiale, l'entre-deux-guerres, la seconda e anche ovviamente il dopoguerra, anch'esso abbastanza tragico, tracciando questo affresco europeo, perché non è solo un affresco, una grande narrazione di una figura femminile, ma anche dell'Europa e delle città che ha attraversato, quindi Kiev, Mosca, Roma, c'è moltissima Roma in questo romanzo, anzi direi che è una presenza, le città nella scrittura sono presenze molto importanti, sono sempre affreschi di città, molta Roma, molta Parigi, molta Berlino, alla fine la Svizzera, insomma è un romanzo anche delle città. E alla fine della tua scrittura scrivi, ti cito, a pagina 605, rivolgendoti appunto proprio a questa Diana, Nadia, Nadesca e via dicendo: perdonami se mi ribello al silenzio, che è una parola chiave ovviamente il silenzio in questo testo, e se ho provato a donarti la settima vita. Il romanzo che non hai scritto vorrei che fosse questo.
Ecco, quindi oltre alle 6 vite, Melania ci ha regalato questo ulteriore ipotesi di romanzo scritto quasi a più mani, insieme a lei, per cercare di darle una vita che continua, perché i libri sono sempre vite che continuano, quindi noi lettori non facciamo altro che proseguire in questo percorso di vita e dare ancora vita a queste vicende. Inoltre, in questa figura di donna con molte identità c'è anche una figura allegorica, perché noi sappiamo, ormai anche la ricerca delle donne, delle storiche, delle letterate ha scoperto che le donne sono sempre plurali, hanno in sé più identità, non sono mai monocorde. E quindi in questo prototipo di figura di donna molteplice ci sta anche il destino o l'immagine o l'allegoria di tutte le donne, che sono per antonomasia policrome, polifoniche, molteplici, insomma. Io avrei molte cose da dire appunto su questa identità multipla, ma volevo dare soprattutto la parola a lei, dandovi anche un po' un'anteprima di una cosa a mio parere molto significativa che succederà qui a Venezia fra qualche giorno. E cioè martedì 4 marzo l'amico Carlo Montanaro, che non può esserci qua oggi perché apre appunto oggi la sua mostra in queste stesse ore. In questo momento a Venezia ci sono 3 cose in contemporanea. Beh, fa piacere che siamo qua. Allora, martedì 4 marzo alle ore 17 e anche alle ore 20:20 alla Multisala Rossini sarà presentata appunto da Carlo Montanaro un film restaurato della Cinémathèque Française con la nuova partitura di Günther Buchwald. Il film è Casanova, Casanova con la regia celeberrima di Alexander Volkov, una coproduzione franco-tedesca del 1927 in cui c'è Karen attrice, la possiamo vedere, interpreta una parte di Maria Mari, della contessa veneziana Maria Mari, e ha come attore, come figura maschile, Ivan Mosiuchine, l'attore che era un divo famosissimo del cinema muto, e appunto questa è un'occasione per dirlo tutti, insomma tutti noi, 4 marzo, Multisala Rossini, 2 proiezioni alle ore 17 e alle ore 20, 20:30. Allora, io vorrei parlare innanzitutto, iniziare a farti una domanda, poi lascerei ovviamente, non hai bisogno delle mie domande per ovviamente parlare di questa figura. Ecco, ti volevo chiedere innanzitutto questo. Che rapporto vedi tra la figura storica che hai analizzato, studiato, scoperto anche in tantissimi archivi, cineteche del mondo, perché hai girato mezzo mondo per trovarla, e il tuo lavoro creativo di scrittura? Perché questa è la prima domanda che mi sono posta, perché sei riuscita a tenere questi 2 versanti, alcune volte emergono. Alcune volte invece sono in controluce. Ok, grazie. Allora, grazie di avermi rinvitato all'Ateneo Veneto, dove mi sento a casa, come a Venezia del resto, e sotto lo sguardo del mio maestro indimenticato Tintoretto, che è sempre presente comunque nella mia vita. Va detto una cosa. Quando ho iniziato l'idea di scrivere di Diana Karen, tutto ciò che sapevo di lei non era vero. Dunque la ricerca è stata una ricerca particolarmente creativa, perché mi sono resa conto di dover via via decostruire i racconti che in parte aveva fatto lei stessa, in parte avevano fatto altri, mistificando la sua persona. Quindi forse dal punto di vista proprio dell'indagine è stato il mio libro più creativo, perché sono stata fortunata e ho trovato ciò che ho trovato, alla fine tutto praticamente, ma solo perché ho capito qual era il gioco che Diana stava facendo, e quindi sono riuscita a capire quali erano gli indizi che valeva la pena perseguire, e le piste false che invece mi avrebbero portato fuori strada. Tuttavia ci ho messo veramente tantissimi anni a capire tutto questo, anzi le prime ricerche che avevo fatto
si basavano sui pochissimi dati che comparivano di lei sulle enciclopedie del cinema, i lexicon, non c'era ancora internet, siamo quasi in un'epoca preistorica, e la prima indagine riguardava la sua morte. C'è una leggenda sulla morte di Diana che risulta tuttora su Wikipedia, se la cercate, risulta morta il 18 ottobre del 1940 in seguito a un bombardamento di Aquisgrana. Io parto sempre da lì, a volte, dalla fine, no? E curiosamente la fine di Diana è stata un po' come la fine di Marietta e la fine di Plautilla. Non si trovava l'atto di morte. Marietta non si è trovato più, nonostante alla fine, dopo il romanzo, poi ho continuato a cercarla, a fare una ricerca a tappeto, no, di tutte le parrocchie di Venezia, eccetera. Marietta non è morta a Venezia, o se anche è morta a Venezia, le 20 pagine di carte dei mesi in cui lei potrebbe essere morta sono andate perdute per sempre, quindi Marietta non è mai morta per me e per noi. Per Plautilla successe la stessa cosa, perché anche lì l'atto di morte di Plautilla non si trova. Probabilmente non era a Roma quando questo è successo, adesso sappiamo l'anno, a differenza di quando ho scritto il libro, perché è stato trovato l'inventario fatto nello studio poco tempo dopo la sua scomparsa, però anche lì l'atto di morte di Plautilla non c'è. È quasi un messaggio, insomma, che sembra arrivare da queste donne di cui mi occupo, no? Come se la morte fosse una negazione, adesso devono vivere. E anche la mia ricerca su di lei cominciò così, ad Aquisgrana la ricerca non portava a nulla, nessuna donna con il suo nome, oppure nessuna donna della sua età, o grosso modo della sua età, era morta in quel periodo che veniva detto. Non solo, ma non c'era stato nessun bombardamento, era tutto falso, no? E lì ho cominciato a capire che, appunto, che dovevo cambiare strada e dovevo cercare un altro modo di trovare questa donna. Quindi anche la fase della ricerca è stata particolarmente creativa in questo caso, e la fase della scrittura anche, perché ci sono stati dei punti in cui mi sono chiesta chi doveva raccontare questa storia. Sicuramente io ormai, perché era un'indagine così avvincente, e soprattutto le informazioni sono state trovate nel corso della scrittura e della ricerca, e quindi volevo che i lettori in qualche modo entrassero nella storia di Diana così come io via via ci entravo, e quindi ci sono anch'io nella narrazione. Nello stesso tempo ci sono alcune parti in cui chi leggerà il romanzo troverà la voce un'altra persona che dice io, e questa persona è Diana, perché Diana è l'unica fonte di questa parte della storia. Cioè, laddove non ho trovato riscontri documentari ad alcune vicende, abbiamo solo la versione che lei ci ha dato, e quindi lì mi è sembrato importante restituirle in qualche modo la sua voce. Quindi c'è un gioco effettivamente polifonico anche fra le autrici di questa storia. Diana è stata sicuramente l'autrice di tutta la sua storia. L'epigrafe di questo romanzo è tratta da Blaise Cendrars, che a sua volta è qualcuno che si è inventato un'altra identità, un altro nome, un'altra biografia, letteralmente, che è quello che ha sempre fatto Dina. Anzi, io dovrei chiamarla Dina, e spesso la chiamo Dina, perché con quel nome è stata chiamata dai suoi genitori in un giorno di luglio o giugno, a seconda che si rispetti il calendario gregoriano o giuliano, del 1889, in un paesino, un villaggio vicino Kiev, una trentina di chilometri, che oggi più o meno conosciamo come regione di Bucha, dove ci sono stati, insomma, alcuni dei massacri più tremendi, insomma, di quest'ultima guerra. All'epoca, quando Diana è nata, questo villaggio però si chiamava Ignatovka, e gli esperti di storia ebraica sanno che era un luogo dove c'era una grande comunità ebraica che è stata poi interamente sterminata durante la seconda guerra mondiale. E questa è stata una delle prime grandi scoperte sull'origine di Dina, perché non si sapeva, lei non ha mai più parlato della sua origine ebraica, ma non l'ha neanche mai nascosta, ha semplicemente inventato un'altra storia. Però era molto importante ritrovarla, perché così questo mi ha permesso anche di capire che la sua storia è la sua storia, però è anche la storia di una generazione e di una classe sociale, perché le figlie della borghesia colta ebraica dell'Europa dell'Est sono state, come lei,
delle grandi viaggiatrici, delle donne intraprendenti, coltissime, libere, che sono venute in Europa spesso a studiare, alcune delle nostre prime studentesse nelle università italiane erano proprio delle ebree ucraine, e penso a Anna Kulishov, no? La più famosa probabilmente della generazione precedente, Angelica Balabanov, impegnate poi in politica, sono andate a studiare pittura a Parigi, sono andate a far teatro, quindi Diana è una di loro, e questo era importante capirlo. Dopodiché, nel momento in cui Diana è arrivata in Italia, si è inventata un altro nome, un'altra identità e un'altra storia. Però, appunto, come sa un po' chi ha letto anche alcuni degli altri miei libri, raccontare un personaggio poi significa per me raccontarlo nel suo mondo. E quindi ritornare nella Roma del 1914, dove questa giovane donna appare dal nulla, apparentemente, più o meno appare così come... Oddio, ho sbagliato. Ecco, no, ci volevo tornare, sono andata alla fine, scusate, volevo far vedere la prima immagine. Ecco, questa è la prima immagine con cui Dina ancora si chiama, Dina Karen, appare sui giornali dell'epoca, nel 1915, il suo primo contratto cinematografico, in pantaloni. E vi prego di osservare questo particolare, perché nel 1914 erano davvero molto poche le donne che osavano indossarle. Qui ancora non sa bene chi è, cosa diventerà, no? Colgo perfino uno sguardo di grande malinconia, è come se la cogliessimo nel passaggio della crisalide. Si sta lasciando qualcosa alle spalle e sta per cominciare un'altra avventura. E, sì, e allora la sua avventura è un'avventura straordinaria, che però è un'avventura che racconta appunto, come già dicevi tu, ma molto meglio di me, è la storia di un'intera generazione di queste donne che hanno espatriate, che diventano apolidi, che non hanno patria, che però in Europa, nell'Europa occidentale, restano sempre comunque legate alla loro origine, no? Sono sempre legate alla loro origine e contemporaneamente vanno alla ricerca di qualcos'altro. Questa è appunto una donna emblematica in questo senso. E volevo soffermarmi sulla parola silenzio. Noi viviamo in un modello culturale rumorosissimo ormai, pieno di rumori, di voci, di disturbi proprio fonici, no? Non riusciamo più a sentire le voci perché c'è troppo rumore. E tu hai scelto di dare il termine silenzio, me lo sono schedato nel testo, sono una lettrice un po' lenta, ricorre molte volte in moltissime accezioni. Anzi, invito a voi lettori, insomma, se andate, di cogliere questa ricorrenza del termine silenzio in ogni sua sfumatura. Silenzio ovviamente rimanda al cinema muto, no? A un cinema che io ho visto solo chiamiamola Diana, qui ha delle spalle bellissime, la vedo sempre con queste spalle nude, ha un décolleté straordinario e lo sa sempre molto mettere in risalto, perché sa che quello è un punto forte del suo corpo, una grande consapevolezza del corpo quindi. E nel cinema muto questo silenzio cosa fa? Dà parola al corpo, agli occhi, all'espressione corporea, insomma. Quindi il silenzio è molto sonoro. Infatti il titolo per me nasce sempre nel momento in cui capisco che farò un libro, cioè che un progetto, magari anche inseguito da decenni, non si mette a fuoco finché non trovo esattamente la parola chiave e il titolo. E questo era un po' obbligato in realtà, perché appunto il silenzio è ciò che noi associamo al cinema muto, che poi in verità era anche invece un cinema musicale, e lo vedrete appunto chi andrà alla proiezione del Casanova o di altre, quando si proiettano i film per bene, in effetti c'è musica. I film importanti che faceva Diana avevano delle musiche composte da musicisti anche importanti, suonate dall'orchestra nelle grandi sale teatro dell'epoca. Bisogna immaginare che esistevano vari tipi di cinema. C'era il cinema popolare in cui si entrava con un biglietto da 10 centesimi, dove suonava soltanto un povero pianista pagato pochissimo, con un piccolo pianoforte un po' sbrindellato e un po' scordato.
e magari c'era un violinista ed era una cosa, musichette e marcette, però invece i grandi cinema dove si andava come a teatro, con le serate mondane, e ce n'erano tantissimi in Italia, e lì invece c'era una vera orchestra, quindi è un silenzio particolare, però è il silenzio della parola, perché non si parla. E Diana stessa, che più avanti avrebbe scritto addirittura quello che le è stato rimproverato essere una specie di saggio di estetica del cinema, però dice la cosa principale, che gli attori di cinema sono privati della parola, che quindi è ciò attraverso riusciamo a veicolare le nostre emozioni, cioè sono costretti dunque a trovare altre forme di espressività, che sono appunto quella del volto e soprattutto del corpo. E gli attori sono come dei mimi, lei dice una cosa del genere, sono delle epifanie del raggio luminoso. E questa è la prima accezione di silenzio. Poi però c'è quella storica sulla quale ovviamente lavoro da tantissimi anni, che è il silenzio della storia sulla storia delle donne, sulle donne. È il silenzio che ha inghiottito per prima, forse la prima su cui ho fatto un lavoro del genere è stata Annemarie Schwarzenbach, per Lei così amata, era stata una scrittrice, una fotografa, una viaggiatrice, ma anche una figura intellettuale importante dell'Europa degli anni 30, di cui si era persa completamente memoria, era rimasta solo qualche immagine, appunto era una bellissima donna, dunque era rimasto forse il ricordo del suo corpo, del suo volto. Però il silenzio si era chiuso su di lei, così come si era chiuso su Plautilla, ma anche su altre figure, gli eccentrici, i marginali, insomma, coloro che non rientrano in qualche canone. E credo che forse questa sia un po' una delle chiavi di tanti libri che ho scritto, e ciò che mi appassiona di più probabilmente è andare a cercare nel silenzio e dentro il silenzio. Quindi questo era proprio un libro su questo, perché Diana Karen alla fine era sparita. Poi c'è il terzo silenzio, che è il suo, effettivamente, che forse è il più misterioso di tutti, perché questa donna, che sarebbe diventata una diva italiana, però anche europea, perché poi facendo ricerche, mondiale anzi, facendo ricerche, ho scoperto che i suoi film sono stati proiettati davvero in tutto il mondo, nel quale all'epoca ci fosse un cinema, a Singapore, in Cina, in Sud America, in Cile, in Messico, addirittura ci furono, in Brasile, ci furono delle contraffazioni delle sue pellicole per poterle proiettare piratate sui giornali brasiliani degli anni 20, ci sono delle sue interviste, delle sue fotografie. Quindi era una star, quello che oggi diremmo una star. E poi invece a un certo punto si eclissa, e si eclissa un po' come si eclissano tutte le attrici dopo i 40 anni, come Greta Garbo rompe lo specchio, no? Greta Garbo sparisce a 36 anni, e Diana poco dopo. Poi c'è il passaggio del cinema muto al cinema sonoro, che ha interrotto la carriera di tutte le attrici della generazione di Diana. Quasi nessuna, solo Greta Garbo appunto, riuscì a passare dallo status di diva del cinema silent movie al parlato. Le altre non seppero adattarsi, o si pensava che non avrebbero saputo adattarsi. Però nel caso di Diana c'è una terza motivazione più affascinante probabilmente, che questo cambiamento del mondo intorno a lei, un cambiamento tecnologico, indubbiamente anche fisico sul suo ruolo di donna, che passa da 40 anni, diventa anche una messa in discussione di tutta la vita che lei ha vissuto fino a quel momento, e questa vita non la paga più, e quindi decide di diventare proprio letteralmente un'altra persona, e di capovolgere questa vita. E quindi un silenzio assordante si chiude su di lei, perché letteralmente sparisce, e nella stampa italiana l'ultima volta che viene menzionata è appunto negli anni 30, quando viene proiettato ancora il suo Casanova, che è continuato a circolare per tantissimi anni, è uscito nel 27, però ha circolato fino al 36, e poi nessuno sapeva più che fine avesse fatto, era letteralmente sparita nel silenzio. Quindi l'operazione di scrittura per me era dare parola a lei, che peraltro la parola se l'era sempre presa, perché un'altra delle cose più affascinanti della storia di Diana è che lei era anche una scrittrice, e in verità, anzi, quando arriva in Italia, lei vuole essere una scrittrice soprattutto. Questo almeno l'ha dichiarato anni dopo, però ci credo abbastanza, nel senso che lei non pensava forse di
sì, voleva fare il cinema, ha capito che il cinema era la strada per trovare la propria indipendenza, la propria affermazione, però voleva scrivere e ha scritto anche i suoi film, una buona parte dei suoi film li ha scritti infatti lei, e voleva scrivere anche romanzi, e quindi il gioco del silenzio, della parola, insomma, intrecciava una scrittrice di cui non conosciamo neppure una parola, perché tutte le sue sceneggiature comunque sono perdute, è una cosa che non ho trovato, le ho cercate, esisteva, bisognava consegnare per forza le sceneggiature all'ufficio della censura per poter poi avere il permesso di far distribuire un film, quindi da qualche parte sono state consegnate, sono state anche censurate perché le note di censura ci sono, però non abbiamo i testi. Qualche testo di Diana è sopravvissuto, qualche articolo, qualche lettera, e quindi un'idea delle sue aspirazioni quantomeno potevo farmela, però ecco, la parola contro il silenzio è un po' il gioco di tutto il romanzo. Infatti ho letto proprio è riportato un passo di Diana mentre fa la teorica del cinema, l'ho letto con grande interesse, ha estrapolato una di queste sue pagine uscite su una rivista in cui fa la teorica, dice che ha una consapevolezza anche teorica critica dell'arte cinematografica incredibile per quell'artista, quindi una notevole capacità anche intellettuale. Come scrivi tu nei ringraziamenti finali, quando elenchi tutte le fonti che hai utilizzato, noi abbiamo una pallida idea del grande lavoro che sei riuscito a fare, anche della rete di amicizie, molte di donne, di archiviste in Ucraina, in Israele, le cineteche, fototeche, hai trovato tutte le foto, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, hai trovato alcune cose, l'Archivio Centrale dello Stato di Pubblica Sicurezza, tutte le informative che la riguardavano perché lei era sospettata di essere una spia. Fondi come quello della Fondazione Cine di Venezia, anche lì hai trovato cose anche lì, nell'archivio del Vittoriale, sia nell'archivio privato sia in quello generale, tutti e due che sei riuscita a trovare appunto materiali anche lì, cioè sei andata veramente in cerca di questa donna scoprenderla ovunque in questi luoghi, in questi fondi, in mezzo mondo. E ti sei creata, forse anche quando ringrazio tutte queste figure, queste archiviste storiche del cinema di tutta Europa e non solo, posso immaginare che tu ti sei creata con una fitta rete di relazioni che insieme hanno scoperto con te questa figura, ma sei stato tu però a scriverci sopra, insomma, a farla Sì, emergere. devo dire che questo libro è andato in crisi in maniera drammatica, direi, quando c'è stato il Covid, che ha messo in discussione il mio stesso modo di scrivere libri, perché mi sono ritrovata improvvisamente imprigionata, come tutti naturalmente, nella mia casa, ma io ero abituata sempre a fare ricerca sul campo. Tutti i libri che ho scritto hanno richiesto viaggi, trapianti. Quando ho scritto i miei libri su Tintoretto ho vissuto qui a Venezia per 7 inverni. Per scrivere Vita sono andata in America, per scrivere il libro su Annemarie Schwarzenbach ho rifatto tutti i suoi viaggi, mi sono fermata solo di fronte alle guerre che nel frattempo avevano chiuso le frontiere, quindi alle soglie dell'Afghanistan, no? All'epoca non ci sono potuta andare, però il mio modo di scrivere è proprio questo, e quindi essere sul campo, trovare sempre in prima persona e fare una ricerca, proprio come un'antropologa che va a fare uno studio, deve essere lì. E improvvisamente, mentre stavo facendo tutto questo, mi sono trovata a non poterlo più fare. E quindi ho pensato che forse il mondo era cambiato e non avrei più potuto scrivere i libri come ero abituata a farlo. E quindi ho pensato che questo libro non avrei mai potuto proseguirlo. Poi mi sono resa conto che in realtà la passione della conoscenza e della ricerca si può condividere, no? E mi ricordo appunto la prima persona che mi ha risposto, tutto era chiuso naturalmente, era il 2020, era proprio marzo, aprile. Sono stati i famosi tedeschi, ero già stata ad Aquisgrana a fare la ricerca, però a quel punto, non potendoci tornare, mi sono rimessa in contatto con gli archivisti
e gli ho detto io volevo tornare a fare lo spoglio però dei giornali, perché non sono su internet, non sono digitalizzati così, e ovviamente non posso venire, e lui mi ha detto ma che cosa cerca? Insomma a quel punto me lo fece lui, no? E da questo momento ho capito che forse alcune cose potevo farle anche chiedendo aiuto. Nella vita bisogna anche chiedere aiuto, no? Io non sono capace, non sono mai stata capace, neanche Diana, nessuno di loro, però invece l'ho fatto. E così col tempo, alla fine, infatti, i ringraziamenti di questo libro sono immensi, perché devo dire, siamo stati una squadra pazzesca e senza l'aiuto di tutte queste persone, questa ricerca, visto che anche dopo il Covid poi il mondo è cambiato, no? Mi sarebbe stato impossibile farla, e in particolare proprio in Israele e in Ucraina. La mia traduttrice ucraina dell'architettrice ha fatto le ricerche nelle carte della comunità ebraica e io le davo le istruzioni perché a quel punto avevo capito qual era l'anno in cui era nata, avevo imparato a sottrarre il giusto numero di anni dai documenti che lei si era data. Ho pensato uno no, quattro sono troppi, no? E quindi avevo calcolato perfettamente quale potesse essere l'anno e anche la zona, perché lei risultava polacca, no? La mia ricerca iniziale andò a Danzica, perché le prime, insomma, i documenti ufficiali dicevano che lei era polacca di Danzica, però a Danzica non c'era nulla. E a un certo punto, leggendo un'intervista, sono passati già parecchi anni, ho cominciato a rileggere varie volte, questo per chi fa ricerca lo sa, la prima volta che trovi qualcosa la decifri, la interpreti, man mano che sai però ci devi tornare perché capirai molte altre cose e rileggendo alcune interviste che aveva rilasciato Diana ho cominciato a capire che cosa lei stava inventando e che cosa di queste notizie invece poteva essere vera. E una notizia che mi sembrò sicuramente vera è che il giornalista riporta la parola Ucraina. Siamo nel 1918, l'Ucraina è appena diventata indipendente, è una parola che sui nostri giornali compare improvvisamente, non era mai comparsa prima, era un mero espressione geografica che non era mai comparsa prima, ma nel 18 c'è e il giornalista la riporta e questa quindi non è per me una menzogna, no? E quindi la ricerca andava fatta lì. Ecco, questo è stato un po' il modo in cui mi sono mossa con tutta questa squadra di persone, ho scritto a chiunque fosse in un luogo dove non potevo andare e poi ovviamente sono andata anch'io perché altre cose invece non si possono trovare se non ci vai tu. Parigi è stato, dovevo vedere i luoghi nei quali aveva vissuto, capire, adesso non vi posso raccontare tutto, ma insomma ci sono delle figure importantissime nella sua vita che lei si era lasciata dietro quando è venuta in Italia. Ecco, per trovare loro chiaramente dovevo andare a Parigi, quindi è stato cioè i suoi spostamenti hanno richiesto da parte mia altrettanti spostamenti, però soprattutto appunto hanno richiesto l'aiuto e il supporto di tutti e il principale supporto, questo devo dirlo, riguardava poi anche la lingua russa, perché all'inizio delle mie ricerche, tanti anni fa, avevo la presunzione di poter imparare il russo, così come avevo imparato il tedesco quando ho scritto il libro su Annemarie Schwarzenbach, perché le carte di Annemarie erano tutte in tedesco e quindi bisognava per forza leggere in tedesco. E quando ho capito da dove veniva Diana, cioè dall'impero zarista, non dalla Polonia, ho pensato, beh, tutti i documenti saranno ovviamente in russo e quindi bisogna che imparo a leggere il russo. Però gli anni passano e ho fatto tanta fatica, quindi ho imparato sia a decifrare una bibliografia, le intestazioni di un libro in una biblioteca, però non ero assolutamente in grado di leggere testi più importanti, tant'è che a un certo punto, siccome nella seconda parte della vita di Diana lei diventa la compagna, la musa, poi alla fine anche la moglie di un poeta, questo, a un certo punto ho capito che nelle carte di questo poeta, nei suoi libri, dovevo cercare lei, potevo cercare lei, e non è mai stato tradotto in italiano, nonostante abbia vissuto tanti anni in Italia pure lui. E quindi lì ho detto qua qualcuno li deve leggere queste poesie per me e dunque anche lì mi hanno aiutato varie professoresse slaviste, una professoressa russa, la mia traduttrice georgiana che è una
esperta di letteratura russa, e a molte persone ho fatto tradurre anche 3-4 volte lo stesso brano per essere sicura, perché ovviamente ci sono delle parole molto forti che vengono usate per descrivere Diana, e io non... alla prima volta la prima traduttrice mi ha presentato questo testo in cui quest'uomo che la adora, che la considera Cristo, Beatrice, la Madonna, cioè la venera letteralmente, però le dà della puttana, ma proprio testualmente, no? Allora ha detto, Madonna, forse ho tradotto male, no? Cioè, c'è qualcosa di strano, e dunque l'ho fatto leggere ad altre persone. Quindi anche su questi testi, insomma, il lavoro è stato comunque molto filologico, direi, perché altrimenti mi sarebbe un po' sfuggita l'essenza. Una cosa che volevo dire a proposito della intelligenza, no? Perché è stata usata una parola, e della cultura di Diana, è stata una parola importante. Diana viene lanciata nel mondo del cinema dal suo produttore, con il quale inventa il personaggio di Diana Karen, come la più intelligente delle attrici. Ed è un termine che mi aveva molto sorpreso, perché di solito di un'attrice si dice forse la più bella, la più affascinante, ma no, la più intelligente non è proprio l'aggettivo che avrei associato nel 1915 a un'attrice, neanche adesso, se pensate allo stereotipo, no, dell'attrice. Invece questo è il termine che viene usato per lei, però viene usato anche dalla polizia, perché Diana ha una storia parallela di oggetto di indagine. Fin dal suo arrivo a Roma viene denunciata come spia, si pensa che faccia parte dei servizi segreti dello zar, e da quel momento i poliziotti italiani la seguono dappertutto, anche a letto, cioè sulla soglia della camera da letto, e E lei lo dunque sa, se ne accorge e ci gioca in lei lo modo sa, a un certo straordinario. punto si manifestano perfino i poliziotti, la seguono a Roma, la seguono a Torino, la seguono a Napoli, la seguono a Milano, perfino quando va alle terme. Ovviamente questo per me è stato un dono, perché la documentazione mi ha permesso poi di creare, no, un itinerario nella vita di Diana, però non viene fuori mai nulla da questi appostamenti. Però l'aggettivo che viene usato ancora per lei è questo intelligente, no? Questo mi ha colpito, perché forse mi ha aiutato a definire anche la personalità di una donna indubbiamente fuori dal comune. Il frammento che state vedendo adesso, solo per dirlo, è uno dei pochissimi sopravvissuti dei film girati da lei come regista. Diana divenne regista nel 1916, approfittando, è un po' come Plautilla della peste, diciamo, dello sbandamento della Prima Guerra Mondiale, quando tutti gli uomini giovani vengono richiamati alle armi, molti vanno in trincea, vanno a combattere, ma gli altri, i suoi produttori, per esempio, vengono tutti arruolati nella milizia territoriale, devono comunque andare in caserma, e dunque il cinema si sta per fermare, e lei si assume la responsabilità di dirigere il film che stava girando, e il cui produttore invece viene richiamato, e da quel momento dirigerà anche svariati film, di cui però in questo momento non abbiamo neppure una sequenza. Abbiamo le fotografie di scena che venivano pubblicate via via sulle riviste, in forma a volte di fotoromanzo, e ci possiamo fare un'idea, se non altro, del decor. Perché questa è proprio una specificità del tuo metodo di lavoro, di inventivo e di ricerca, e cioè quello di fare perno su una figura, come in questo caso su Diana, come hai fatto con l'Anne-Marie Schwarzenbach, poi da lì partire con un disegno stellare per scoprire il figlio di Diana, che fine farà il suo figlio, chi sposerà, quando morirà, cosa farà nella sua vita, e il marito, perché salta fuori questo artista, scrittore, tutti i registi, gli artisti russi, molto spesso ebrei, che lavorano a Parigi, e abbiamo uno scenario straordinario di questa vivacità intellettuale di una Parigi permeata da cineasti, registi, attori, molto spesso russi, no? La grande cinematografia russa, e via dicendo. E quindi il rapporto con D'Annunzio, che ovviamente mi è interessato molto, le opere che lei è stata anche scultrice,
E allora abbiamo, diciamo, in cerca, immagino anche tu, di questa statuetta che lei ha donato al Vittoriale che non è ancora stata trovata. Quindi questa ricerca è stellare, che quando punti il perno su una figura, poi questo si irradia intorno a questa figura tutta una serie di riferimenti, di approfondimenti, cioè tu non ti sazi mai di cercare intorno a questa figura, creare questa mappa straordinaria di rapporti. Beh, ovviamente la parte italiana è interessantissima per gli appassionati di letteratura italiana perché Diana incrocia tutti gli scrittori italiani del periodo e ci fa ragionare un po' sull'ambivalenza che ancora esiste in parte con il cinema, no? Fra la letteratura e il cinema. Le, le donne scrittrici sono state le più intuitive nel capire un po' le potenzialità di questo mezzo espressivo, di questa nuova arte, però non potevano neppure ammetterlo perché il cinema comunque aveva una pessima reputazione. Era giovanissimo il cinema, era nato nel 1895, quindi quando Diana comincia a girare il suo primo film in Italia, il cinema ha 20 anni, quasi come lei, insomma. E i letterati lo consideravano un passatempo per le domestiche, per i soldati e per gli operai. E le scrittrici invece sono molto intrigate. Matilde Serao era la più corteggiata, per esempio, delle nostre autrici e fu una delle prime a dare diritti di alcune sue storie che poi divennero dei romanzi. E Diana ovviamente corteggiò Matilde Serao, voleva assolutamente una storia di Matilde Serao e fra le due c'è una vicenda molto buffa perché peraltro brevissima conoscenza che avviene nel 1917, Diana riesce a mettere sotto contratto Serao che promette di venderle 2 storie, però va lenta, come spesso vanno lenti gli scrittori naturalmente, invece la gente del cinema ha molta fretta, quindi Diana poi cambiava idea continuamente, era un vulcano, anche era difficile starle dietro, e quando questa storia non arriva decide di non farla più e non la paga. Cioè, Diana Karen si permette di non pagare Matilde Serao, che in quel momento era comunque la più importante scrittrice italiana, e le dice praticamente che non la paga e mi faccia causa. In sostanza, la Serao non vuole fare causa a un'attrice russa perché si scoprirebbe che tratta con certa gente. Si consulta con il suo avvocato e dice proprio queste parole: la gente del cinema è gentaglia, no? Ed è molto divertente. E poi, per darsi una spiegazione del carattere di questa donna, cioè di Diana, Serao dice russa e i russi in questo momento, puntini puntini, in questo momento c'è perché è scoppiata la rivoluzione che coglie Diana in Italia. Diana aveva lasciato definitivamente, cioè definitivamente, non sappiamo, ma le sue intenzioni, era uscita per la prima volta dalla Russia, dall'Unione, cioè dall'impero zarista nel 1906, dopo appunto i pogrom probabilmente di Kiev. Poi però era rientrata e esce la seconda volta nel 14 e si trova in Italia al momento in cui scoppia la guerra mondiale o comunque è qui nell'ottobre del 14. Dopodiché nel febbraio del 17, mentre lei è a Napoli appunto in contatto con la Serao, sta girando il Pierrot di cui avete visto l'immagine prima, scoppia la rivoluzione russa di febbraio e la Russia improvvisamente diventa l'unico argomento dei giornali. Chiaramente è accaduto qualcosa di impressionante, un popolo ha deposto lo zar e siamo tutti russi e tutti democratici e tutti contro le autocrazie in quel momento, quindi la Russia va di moda, però la Russia è anche un pandemonio, no? E quindi la Serao, insomma, cerca di spiegarsela così. Diana avrà poi rapporti con Anni Vivanti, che era un'altra scrittrice molto apprezzata in quel momento, oggi abbastanza dimenticata, però autrice di un romanzo che io amo molto, che si chiama Circe, sul caso della contessa Tarnowska, di cui pensate che appunto la vita degli scrittori e delle scrittrici com'è. Io avevo scritto nel 1992, quando lavoravo al Bacio della Medusa, il mio primissimo romanzo, perché anche a me interessava il caso della contessa Tarnowska, era una storia che ha appassionato tutta l'opinione pubblica dell'epoca e anche i grandi scrittori, perché anche D'Annunzio, a proposito di D'Annunzio, voleva scrivere un romanzo su questo, e poi ultimo Luchino Visconti che voleva farci un film e ha fatto una sceneggiatura su questa storia. Però il romanzo invece l'ha scritto Vivanti, e siccome è la storia di una donna di Kiev,
una donna fatale, che viene in Italia e che a Venezia, peraltro, nel 1907, in un albergo di Venezia, fa uccidere da un amante un altro suo amante. Diana sente di essere lei la persona che deve interpretare questa donna, e quindi una lunga trattativa anche lì con la scrittrice per fare questo film, che viene annunciato nel 17 come il film epocale dell'anno. Poi non racconto come andrà a finire, ma non ci sarà nemmeno questo. E l'ultima cosa, D'Annunzio, perché anche D'Annunzio sembra essere destinato a scrivere per lei o comunque a incontrarla. Costeggiano probabilmente a distanza, hanno molte conoscenze in comune, non sappiamo quando si incontrano per la prima volta, o forse non si incontrano ma si limitano a scriversi. Riappaiono questa corrispondenza che appunto ho trovato al Vittoriale, lei a Parigi, e ormai fa ancora l'attrice, ma fa soprattutto la scultrice, si occupa o forse anche la mercante d'arte, questo non lo sappiamo, ed è in rapporti con un'altra scultrice oggi dimenticata che si chiama Katerine Bariansky, un'altra giovane donna ebrea che era venuta in Italia, aveva aperto una scuola di scultura e poi viveva a Parigi. E D'Annunzio la invita al Vittoriale, e la invita chiedendole se è disposta a accettare l'ospitalità, che naturalmente implica tutto in quel momento. E lei ovviamente è disposta, e a questo punto è lui che nicchia, perché nel frattempo è arrivata un'altra ospite, e poi forse guarda la carta d'identità e pensa che questa donna magari non è più così giovane. A volte lui aveva delle grandi delusioni nell'incontrare così. E allora Diana gli manderà una foto che dopo vi faccio vedere, come a dirgli, Bellissimo. peggio per te, no? E infatti lei non ci andò, fu lei a non andare, però gli mandò una foto meravigliosa. L'ultima cosa che volevo dire in relazione a questo tema, diciamo, delle rivoluzioni è l'esilio, perché Diana all'inizio appartiene a una gioventù cosmopolita, quindi che esce dal suo paese, vi rientra, si sente di casa a Parigi come in Germania, anche in Italia. L'Italia era una meta, un approdo di molti artisti, eccetera. Ma da un certo momento in poi invece le cose cambiano, perché la rivoluzione, non tanto la prima ma la seconda, cioè la rivoluzione d'ottobre, fa di lei un'esule. E esule viene chiamata per la prima volta mentre viene realizzato questo servizio di cui vedete adesso la fotografia nello studio di Diana. Alle pareti sono appesi i suoi quadri, perché lei disegnava questi acquarelli, specie di maschere, diciamo, una specie di teatrino della crudeltà allegorico. E il giornalista che la intervista usa per la prima volta il termine esule. In realtà forse non si rende bene conto del perché sta usando questo termine, però è la chiave poi della vita successiva di Diana. Dall'ottobre del 17 lei non potrà più tornare nel suo paese. A un certo punto questa scelta morale ha delle conseguenze legali importantissime sulla sua vita, perché quando l'Italia riconosce l'Unione Sovietica insieme ad tutte le altre stati europei, poi alla fine riconoscono che il bolscevismo e il comunismo non cadranno e quindi bisogna fare i conti con quello Stato, riconosciamo quello Stato. I cittadini nati nell'impero zarista devono a quel punto decidere cosa fare: o si riconoscono sudditi e cittadini dell'Unione Sovietica oppure no. E lei oppure no, quindi va a chiedere il passaporto Nansen dei rifugiati e profughi e lo prende a Parigi nel 1924. L'hai trovato questo? E quindi da quel momento lei diventa una dei 1000 rifugiati che non hanno diritti, hanno questo passaporto che gli garantisce, diciamo, di esistere, ma non sono cittadini di nessun paese li vuole. Per muoversi nell'Europa degli anni 20 e poi soprattutto degli anni 30 sono sempre sospetti in quanto stranieri. E ovviamente poi, per non parlare di quello che può succedere durante la guerra, quando ti ritrovi con un passaporto Nansen rilasciato a Parigi, nell'Italia che invece va in guerra contro la Francia, no? Quindi tutto questo avrà alla fine delle, appunto, conseguenze decisive, un po' anche sulla sua carriera, però anche sulla sua vita. Ci fai vedere la foto Sì, inviata ecco. da Nunzio? Allora, queste sono alcune foto di scena dei suoi film, questo per farvi vedere la diversità di Diana, cioè questa sembra una foto quasi neorealista, Sì. no? Di un verismo assoluto. Questo invece è la femme fatale in scena. Queste sono alcune delle locandine, probabilmente non questa, ma altre locandine del cinema, dei suoi film le ha disegnate lei.
questo è l'autoritratto che è importante far vedere perché lo ha dipinto lei ed è un autoritratto straordinariamente ironico perché come vedete Diana si rappresenta mentre dipinge, suona, viene fotografata in quanto diva, sta nel suo studio perché vi sono appese sulle pareti le stesse maschere che avete visto nel servizio fotografico, pianoforte e chitarra e poi ci sono i suoi libri. Non solo ha scritto la sua musica, ma ci sono anche i suoi libri che lei sta scrivendo. Lei si considerava così, però anche ironicamente ci giocava, era una donna anche molto spiritosa e simpatica. Queste sono le foto di scena del film francese, uno dei suoi film francesi. E questo è il Casanova che vedrete, insomma, la vedrete nel Casanova, anche nelle figurine che venivano, si potevano comprare figurine tipo francobolli da collezionare. Ecco, questa è la foto che lei manda a D'Annunzio, bellissima, peraltro con una storia anche questa fotografia che adesso poi nel libro non ci può essere tutto, però la foto è stata scattata da Jaro von Tucholska, Sì. che io non sapevo avesse avuto a che fare con Diana Karen, perché la foto appunto ce l'ha solo D'Annunzio, è l'unica copia che è sopravvissuta. È al Vittoriale. E al Vittoriale, però io Jaro l'avevo incontrata quando facevo le mie ricerche su Annemarie Schwarzenbach, perché è una fotografa a Berlino negli anni 20, anche lei con una storia molto interessante, perché poi lei e il suo compagno, dopo l'avvento del nazismo, non andarono in esilio, ma erano antinazisti e furono addirittura sospettati di essere loro i capi della Rote Kapelle, che è stata forse una delle uniche associazioni, diciamo, antinaziste che hanno resistito, insomma, negli anni 30 in Germania. E tutto questo è molto interessante perché comunque le conoscenze di Diana nel mondo, mentre in Italia era molto legata a tutti coloro che diventarono alti papaveri poi del regime fascista, e il suo compagno, il suo amante diventò ambasciatore amicissimo di Mussolini, e il fratello di lui diventò il segretario di Stato di Mussolini, quindi persone importantissime del regime. Invece tutti i suoi amici di Berlino e di Parigi erano gli ebrei che dovettero scappare poi nel 1933, i socialisti, come gli spartachisti addirittura che avevano fatto la rivoluzione in Germania. Quindi anche questo, diciamo, ci fa capire poi quanto era difficile capire chi sei, insomma, nell'Europa degli anni 30, in cui magari lei nello stesso momento in cui frequentava il fascistissimo ambasciatore di Mussolini, in Germania invece era amicissima di un uomo che era stato condannato all'impiccagione come rivoluzionario comunista, no? Quindi è insomma, storia complicata. Sì. Anche perché nell'immaginario europeo di quegli anni la russa mangiatrice di uomini che provoca il suicidio, che uccide i propri amanti, è uno stereotipo, no? Gli stereotipi, come sappiamo, sono sempre dei casi molto interessanti da studiare. Tanto è vero che quando Luigi Pirandello ha scritto il suo romanzo, appunto dedicato al cinema, il sigillo oppure i quaderni di Serafino Gubbio Operatore, mette in scena come fan fatale una russa, Varia Nestorov, no? Sì, tra l'altro devo dire che Io mi sono posta, come Varia Nestorov, dico, ma Pirandello nel 13 in mente... ecco, infatti la questione mi ha molto intrigato perché nel 13, non so esattamente quando lui ha deciso di fare della protagonista una diva russa, cioè perché le datazioni di tutta la storia di Diana sono state un po' scompaginate dalle ricerche che ho fatto, cioè sono un po' state anticipate, no? Anche a me sembrava lei, cioè, perché Diana, tra l'altro, cioè, anch'io me lo devo rileggere Con la perché belva nella gabbia, no? sì, ecco, vi faccio vedere la foto della tigre perché quello è appunto, eccola. Questa è la foto della tigre che appunto è Pirandello completamente, no? Quindi chissà, magari è davvero lei. Lei nella Roma del 1915 suscitò uno scalpore enorme. Pirandello sicuramente l'ha anche incontrata, anche perché peraltro lui faceva anche il censore dei copioni cinematografici e sapeva di lei perché lei era la diva più chiacchierata di quegli anni e ovviamente essendo russa si portava dietro questo alone di terribilità fatale che pare avesse veramente perché sui giornali dell'epoca si parlava di questi uomini che si suicidavano
perché lei negava loro non solo i suoi favori, ma a volte anche uno sguardo. Quello che mi ha colpito però è che nella stampa, nella piccola posta dei giornali dell'epoca, le lettere per Diana in buona parte erano scritte da donne. Cioè, forse lo stereotipo parla di lei come femme fatale e lei si adegua a questo stereotipo, ci gioca, ci costruisce una carriera, però forse il suo pubblico era in realtà in buona parte composto da donne. Erano le ragazze, spesso giovani, a chiedere notizie di lei. Molte volevano sapere se era sposata e lei a un certo punto fece scrivere, cosa scandalosa, all'inizio non disse nulla, ma poi fece scrivere che era divorziata, cosa che insomma nell'Italia dell'epoca comunque era qualcosa. E le ragazze vedevano in questa donna così indipendente e libera chiaramente un modello. Giovani poetesse le scrivevano poesie, la giovane giornalista la va a intervistare, le ragazze di provincia scrivevano ai giornali chiedendo dove abitavano, e erano tutti nomi femminili. Quindi Suscitò amori anche di donne, no? Ho letto, meno, mi è parso di comprendere da alcuni passi della tua ricerca. Io mi fermerei qui perché mi pare che abbiamo toccato i punti alcuni dei punti più salienti del tuo lavoro. Ti ringrazio molto di averci fatto vedere anche tutte queste immagini e grazie. grazie, grazie a voi, ve la lascio su questo. Ok, vi lascio con l'ultima immagine che è tratta dal suo primissimo film. Diana voleva essere anche una musicista e ha sempre raccontato di essersi diplomata al Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi e in alcuni film che sono sopravvissuti si vede che lei suona veramente. Non possiamo sentire ovviamente il suono, ma si vede che quelle sono le sue mani, non c'erano tagli di montaggio, insomma, e sta suonando. Ed era anche una notevole cantante. In un giornale degli anni 30 si parla addirittura di un suo concerto come soprano. Quindi in realtà c'è ancora molto da scoprire, però poi i libri bisogna lasciarli andare, bisogna averla trovata, centrata, portarla alla luce con la speranza poi che via via negli anni a venire invece si trovino anche queste opere fino a questo momento considerate perdute. Una è stata trovata, chi capiterà a Milano oppure a Rimini nei prossimi mesi e settimane le proietteremo uno dei film perduti di Diana che si chiamava Redenzione. Chi ha letto il libro sa, era Maria Maddalena, il film religioso di Diana. Ecco, una curiosità, perché lei cambia nome, dice di essere di una religione, poi di un'altra, cambia origine di provenienza. A volte sembrano scelte necessitate, a volte invece sembrano proprio delle scelte sue, di cambiare, di darsi una diversa identità. Ecco, com'è che lo spieghi questo? Cioè dal punto di vista psicologico, dal punto di vista storico? Cioè che ragione aveva questa donna di aver cambiato così tante volte la sua identità? Perché l'identità è anche una comfort zone normalmente per noi, no? Cioè è difficile anche cambiare. Ecco, che ragione, che spiegazione ti sei data tu che l'hai tanto studiata? Beh, la prima che mi sono data è che nel momento in cui lei decide di diventare un'artista, che era la sua ambizione, cioè quando lei dunque, rovino un po' a chi non ha letto, però il suo primo espatrio è a Parigi, inizio Novecento, 1906-1907, per diventare una musicista. Lei si chiama Dina Rabinovic, a Parigi, è una giovane ebrea dell'impero russo, però questa vita non la potrà vivere per vari eventi che accadono nella sua vita. Quando comincia la sua seconda vita in Russia nel 1913, decide di diventare un'artista di cinema, uccide definitivamente Dina Rabinovic e anche Dina Fagin e diventa Dina Karren. Quindi è come se lì cambiare nome vuol dire mettere alle spalle la vita, inventarsi un'altra identità e lì comincia l'elaborazione delle menzogne. Quando arriva in Italia ormai è una famosa gran dama dell'aristocrazia russa, no? È una gran dama dell'aristocrazia russa, ma ovviamente non lo è, però
per crederci ci deve credere anche lei, no? In quello che racconta, e quindi le due vite, tre vite precedenti sono state cancellate. E da un certo momento in poi le è anche necessario, per esempio durante la seconda guerra mondiale, per poter rimanere in Italia. Lei è un cittadina di un paese nemico, anzi è apolide, però con passaporto rilasciato a Parigi, quindi tutti gli apolidi in quel momento vengono internati, i pericolosi in campo di concentramento, i famosi campi di concentramento del Duce, non sono campi di sterminio, sono tuttavia campi di concentramento, infatti il suo compagno, amante, viene internato in un campo di concentramento. Le donne di solito andavano a confino coatto, lei no. Lei no, perché a quel punto non è più, cioè va in giro con degli altri documenti, riesce, diciamo, a sfuggire alle maglie dell'occhiuta burocrazia, però soltanto anche lì cambiando nome, diventando anche ufficialmente cattolica, per esempio. Anche quella cosa è molto strana, io sono rimasta stupefatta quando ho trovato le prove del suo matrimonio nella cattedrale di Genova, che insomma fatta da un cardinale, cioè un matrimonio importante, ma lei non era cattolica e neanche il suo compagno, però lei si è battezzata, ha dichiarato tutta una serie di cose che non sono vere, però lo fa dopo la guerra, quindi non le era più necessaria tutto questo, no? Eppure cioè, durante la guerra forse lo ha fatto perché si doveva salvare, poi lei sapeva pure di essere ebrea, gli altri no, però lei lo sapeva quello che stava succedendo, peraltro si trovava in un posto nel quale è avvenuta la prima grande strage, sterminio di ebrei in Italia nel 1943, è accaduto proprio a 3 chilometri da dove stava lei. Sono stati uccisi tutti questi ebrei di Salonicco che si erano rifugiati sul Lago Maggiore, e vengono sterminati da un gruppo di SS di ritorno dalle campagne di Russia. Quindi lei sapeva quello che stava succedendo, dunque essere cattolica in quel momento andava bene per salvarsi, no? Per passare inosservata. Però lei non si sposa in quel momento, lo fa molto dopo, no? Quindi quell'identità fittizia in qualche modo che l'ha protetta poi diventa pure la sua, no? Quindi è molto complesso secondo me capire di volta in volta perché ha fatto una scelta piuttosto che un'altra, però mi sembra di capire che a volte la necessità che ti spinge a fare qualcosa poi lei la introietta, no? Fino a farla diventare qualcosa che invece le appartiene, non farsi quindi guidare dalla storia, no? Ma comunque agire. Come quando diventa Croce Rossina, tu hai cercato in tutti i registri della Croce Rossa del Nord Italia, lei non c'è, no? Come catalogata come figura della Croce Rossina o da infermiera della Croce Rossa italiana, insomma, quindi io posso ipotizzare questa diciamo, questa idea, e cioè che lei rappresenti in allegoria la condizione più profonda delle donne, che sono figure multiple, non sono mai univoche, che sono disponibili a essere altro da sé. Proprio è una specificità della condizione delle donne. Mi sembrava che all'inizio aveste detto che lei vuole essere dimenticata. Vuole sparire, a un certo Sì. punto sparisce completamente, questo sì, sicuramente. Addirittura nessuno sapeva più dove fosse diciamo dal 46, però nello stesso tempo è vero e non è vero, perché quando io ho trovato, a un certo punto loro si trovano in Francia, lei e suo marito, e sono stranieri, sempre perseguiti. Lei c'ha sempre un permesso di soggiorno in scadenza. Lui nel frattempo è diventato professore, quindi gli danno dei permessi migliori, ma lei c'ha sempre dei permessi di soggiorno come se fosse un'immigrata appena arrivata. Quindi decidono di diventare cittadini francesi e fanno la richiesta, che verrà rigettata peraltro. E dunque vengono intervistati varie volte dai funzionari, no? Beh, insomma, invece in queste interviste io percepisco che non è affatto vero che volesse essere dimenticata, anzi lei voleva essere ricordata come un'artista importante del cinema ed era orgogliosa che perfino i servizi segreti che la spiano dicono ma questa è stata una grandissima interprete, e citano la spia che la segue, cita le sue interpretazioni come Maria Maddalena, Maria Antonietta e la zarina di Russia, dice insuperabile, e lo dice uno dei servizi segreti che la segue, no? E lei lì è molto orgogliosa in realtà di questo, e quando deve scrivere Sans profession,
perché che cosa fa nella vita? Ormai è una signora di una certa età, così lei deve scrivere, anzi lei non lo scrive, ma lo scrive il funzionario sans profession, e lei poi specifica che non è vero, perché in realtà invece scrive. Quindi anche lì, appunto, sì, vuole essere dimenticata. Forse c'è stato un momento in cui voleva essere dimenticata, ha cambiato vita, si è dedicata al suo uomo, si è sacrificata per lui, così, però poi no. Io vorrei parlare un momento della tua prosa. Allora, in questo libro ci sono moltissimi periodi in cui non c'è il verbo. E mi domandavo se poteva essere un influsso del russo sulla tua scrittura, nel senso che il russo dice gatto in casa, non è in casa. E volevo sapere se tu avevi una idea di questo possibile influsso. Grazie Rosella Mamoli, è veramente di una finezza estrema questa osservazione. Non ci ho pensato, lo so, in effetti è qualcosa che so, però non è, certamente non è stato consapevole, ecco. È qualcosa che so, che forse leggendo questi testi in qualche modo mi sarà arrivato, forse tanta letteratura russa c'entra anche molto con questo libro, perché ovviamente a proposito della prosa, lei a un certo punto incrocia tutta la grande migrazione russa del Novecento, in cui peraltro finisce anche come personaggio, no? Cioè lei diventa addirittura un personaggio in un libro di Nabokov. Ehm, quindi io nello scrivere, in qualche modo, mi dovevo riconfrontare poi anche con tutti loro, indubbiamente, però non ci ho pensato, ecco, è qualcosa che se è accaduto è del tutto involontario, però ci rifletterò, in effetti, è una veramente fine Lo stile questa... nominale, lo stile nominale è tuo anche in altri libri, poi, no? Quello che si chiama stile nominale, ed è un modo anche per, come dire, rendere, condensare la frase, riuscire a comunicare moltissimo in uno spazio concentrato di scrittura, quindi sì, forse c'è il russo, ma forse c'è anche tutta la sua storia di scrittura, di stile nominale. Tu vieni tradotto in tutte le lingue, quanto difficile deve essere per il traduttore tradurre questo tipo di prosa. Sì, sì, eh, dunque, qualche anno fa la Casa dei Traduttori di Roma ha organizzato un piccolo convegno invitando alcuni dei traduttori e delle traduttrici che avevano lavorato sui miei libri, ed è stato interessantissimo per me poi ascoltarli, anche se singolarmente ero in relazione con tutti, però tutti insieme. E ci sono delle cose che mettono in grande crisi la traducibilità della mia letteratura, una delle quali è l'assenza di soggetto, perché per esempio in inglese questo è impossibile, no? E però mettendo i soggetti alla mia frase, eh, tutta la musica del periodo, il ritmo, la cosa si perde completamente, quindi obbliga il traduttore a fare una scelta violenta di trasformazione proprio sintattica, no? Poi c'è il problema dei tempi verbali, che in alcune lingue non è permessa la libertà di passare dal passato remoto al presente, insomma c'è spesso questo intreccio nei miei libri, e quello pure è una fonte di grande arrovellamento. E poi c'è il problema del linguaggio stratiforme, non so, a più strati, che non tutte le lingue sono così ricche da avere un lessico povero, diciamo, e popolare, e il lessico alto sulle stesse parole. Cioè, in alcune lingue manca effettivamente la sinonimia su livelli diversi di discorso. E per esempio un libro come L'architettrice è stato ritenuto da alcuni traduttori più difficile di tutti, perché il romano, che non è un dialetto, è una lingua, non ha equivalenti, diciamo, se non in un dialetto inventato in un'altra lingua, e viceversa la vivacità del gergo che c'è in quel libro è abbastanza intraducibile, perché quello è anche un gergo seicentesco che un lettore italiano sente che è comunque antico, no? Pure se lo capisce. E in alcune lingue questa storia non c'è, no? E mi dicevano che era impossibile, quindi si appiattisce parecchio.
a volte nella traduzione, questo sì. Poi la bravura del traduttore è invece riuscire a trovare delle soluzioni, e molti hanno trovato delle soluzioni, almeno da quello che dicono i lettori e le lettrici. Però io all'inizio siccome avevo una passione per le lingue e volevo leggere tutto nelle altre lingue, quindi mi sono riletta nelle altre lingue, dopodiché bisogna lasciare andare anche questo, non si può fare, quindi non so più come suonano. Mi piace ascoltarle, mi piace ascoltare il mio libro in un'altra lingua, però non sono più in grado di valutare veramente il lavoro che si fa sulle metafore in tedesco o una cosa del genere. So che tu mi ammiri molto come attrice la Kasia Smutniak, no? Che è stata un'interprete straordinaria sì, del tuo romanzo. Se tu pensassi a un'attrice, visto che parliamo di cinema, che potesse interpretare la personaggia di questo tuo romanzo, penseresti a Kasia? Beh, Casia ovviamente ha una storia bella di arrivo da lontano, no? Quindi questo è Per quello. molto bello. Io, così, se devo guardare i volti, proprio semplicemente i volti, ho due attrici che mi fanno pensare a- a Diana. La Diana giovane è Carlotta Gamba e la Diana grande è Valeria Golino. Mi sembrano entrambe avere un po' della follia, dell'intensità, della libertà, dell'anticonformismo, insomma, del personaggio. Bene, grazie. Grazie.